Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi riprendiamo la programmazione del subconscio. Vi ho lasciato infatti il tempo necessario per mettere in pratica la prima formula, giorno per giorno sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio, in modo che così già possiate sperimentare delle prime modifiche positive nel vostro quotidiano, nel vostro vissuto, che possono andare dalla percezione delle cose che potrete sperimentare ehm, proprio giorno dopo giorno, fino a proprio vedere delle divergenze, delle differenze, dei cambiamenti reali, non soltanto del vostro modo di approcciarvi o di percepire qualcosa, ma anche proprio del modo in cui si manifestano le cose a voi. E un altro passaggio molto importante, avevamo visto appunto in origine il fatto di ripetersi, che si creava, si stabiliva una collaborazione con il subconscio, poi abbiamo cominciato a dirgli appunto giorno dopo giorno, sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio, secondo gli insegnamenti di Emile Coué, e adesso proseguiamo con una terza fase che è quella in cui affermeremo e daremo il compito al nostro subconscio di rigettare tutti i pensieri negativi accettando solamente i pensieri positivi. Dunque predisponiamo così il nostro subconscio a fare da filtro. Abbiamo già messo in atto una strategia occulta che appunto è stata quella del quadrato del Sator apposto all'altezza della porta eterica del subconscio che si trova alla base della nuca dietro il collo. Sigillando la porta eterica del subconscio già ci siamo protetti dalle forme di manipolazione o programmazione esterna, ma ciò non toglie che siamo anche noi artefici di una nostra programmazione, quando ci raccontiamo costantemente una cosa che finisce col diventare una nostra verità. Quando noi affermiamo o dentro di noi consapevolmente o inconsapevolmente crediamo in qualcosa, un assioma qualsiasi, questo assioma diventa parte della nostra realtà. Finiamo col crederci e col ritenerlo assolutamente vero. Non soltanto lo riteniamo vero, ma finiremo col manifestare al di fuori di noi, nella realtà oggettivata, delle esperienze che ce lo confermano, che ci confermano esattamente la nostra convinzione. Dunque è un ciclo che si autoalimenta dove noi crediamo una cosa, la manifestiamo, manifestandola non rendendoci conto che nasce da dentro di noi, confermiamo una ipotesi, una supposizione o una credenza che crediamo di osservare in quel momento e continuando a osservarla la faremo sempre più nostra perché questa diventa un qualcosa su cui noi focalizziamo l'attenzione. Il concetto infatti di attenzione focalizzata non è nuovo nell'ambito della psicologia, è assolutamente qualcosa che attira la nostra attenzione. Se per esempio cominciamo a notare una cosa e poniamo la nostra attenzione su questo argomento, questa determinata cosa, cominceremo a trovare questa cosa ovunque. Vi faccio un esempio banale. Diciamo che ci dicono che vedere il cuore, il cuoricino, è un segno positivo, è un segno di un messaggio d'amore o magari un qualcosa che si verificherà positivamente nella sfera affettiva e cose del genere. Cosa succederà da quel momento? Dal momento che noi desideriamo, chi è che non desidera dei messaggi positivi, che non desidera l'amore o comunque che non desidera qualcosa di positivo nella sua esistenza? Direi che sono pochissimi i casi in cui appunto questo non accade o che ci siano persone che temono le cose positive. C'è una canzone molto famosa che si è sentita alla radio ultimamente, adesso non mi ricordo più una ragazzina che la canta, io non conoscevo il termine di questo fenomeno, adesso
vabbè, andiamo avanti, però è una canzonetta carina che appunto eh, porta in evidenza l'esistenza di questa specie di cherofobia. Cherofobia, mi è tornata alla mente, il mio subconscio mi ha aiutato. Ecco, la cherofobia è appunto la paura di essere felice. Allora, dal momento che nella media delle persone questo non capita di aver paura di eventi che possano renderci felici, e dal momento che desideriamo e ci mettiamo dunque sull'attenti quando percepiamo qualche cosa o attiviamo in noi la speranza, ecco che la nostra attenzione diventa selettiva. Cosa significa? Ci dicono dei cuori e a un certo punto cominceremo a vedere cuori dappertutto. È un esempio, è soltanto un esempio, però sappiate che è il funzionamento della vostra mente. Non è che improvvisamente ricevete messaggi d'amore dall'invisibile e che avete attivato l'attenzione selettiva. Non solo, ricordatevi che l'illusione dell'esterno è sempre là, in realtà tutto sorge da dentro, nasce da dentro. Dunque è a maggior riprova appunto del fatto che siamo responsabili e che è importante appunto monitorare i nostri pensieri. Dunque, torniamo all'assunto che ci siamo schermati con il quadrato del Saturn rispetto alle programmazioni esterne, rispetto alle influenze e le convinzioni che possono giungere dal mondo che ci circonda e ora ci tocca fare un altro grande importante lavoro, che è quello di bloccare sul nascere i nostri pensieri negativi, perché non siamo innocenti nei nostri stessi riguardi, anzi a volte siamo proprio i nostri primi carnefici. Anche se amiamo tanto dare la colpa a Tizio e Caio si manifestano nella nostra vita semplicemente per dare corpo a quello che abbiamo dentro di noi. Direte, è un'impresa? È un'impresa, sì, è un lavoro che richiede costanza, sacrificio, impegno e assolutamente non l'illusione di farlo con poco sforzo. Ricordatevi che tutto quello che non è stato fatto e conquistato col sudore della propria fronte o comunque con il proprio impegno non è destinato a durare, e che qualunque cosa vi piova o che appaia piovere dal cielo in realtà è un credito karmico che abbiamo perché lo sforzo è stato fatto magari in momenti in cui non ne eravamo consapevoli o in altre esistenze. Dunque blocchiamo i nostri pensieri negativi e lo facciamo con la programmazione del subconscio. Dunque ormai sappiamo già quello che dobbiamo fare. Se state vedendo questa condivisione, questa pillola, senza aver visto le altre precedenti, vi invito a andare a cercare fra i titoli disponibili la programmazione del subconscio e tutto quello che riguarda appunto il subconscio, le pillole che ho già condiviso al riguardo, così che vi facciate un'idea di come procedere per programmare il nostro subconscio e quali sono i momenti migliori, eccetera. A questo punto, alla frase che già diciamo, passiamo dunque alla pratica legata a questa condivisione e legata al concetto appunto della rimozione dei pensieri negativi, e lo possiamo appunto fare tramite la pronuncia, cioè tramite la ripetizione di questa frase. Ovviamente possiamo agganciarla alla precedente così da rafforzare ancora il messaggio, e cioè giorno dopo giorno, sotto tutti gli aspetti, vado di bene in meglio. E il mio subconscio rigetta automaticamente ogni pensiero negativo accettando unicamente i pensieri positivi. È una frase importantissima che comunque scriverò per comodità nella descrizione del testo, del video, così che non dobbiate affannarvi a scrivere sotto dettatura bloccando il video. Se avete piacere fatelo, ma comunque lo trovate nella descrizione appunto del video. Cosa stiamo dicendo con questa frase? Intanto significa che noi generiamo dei pensieri, ma potrebbe anche significare che noi li captiamo, perché
effettivamente, come sappiamo, il nostro cervello è un'antenna e a volte abbiamo dei pensieri che non sono necessariamente sorti e nati dal nostro modo di pensare o dalla nostra testa, ma a volte sono là nell'aria e noi ovviamente li interpretiamo secondo le nostre chiavi di interpretazione che abbiamo appunto a nostra disposizione. E dunque cosa succede? Che a quel punto magari abbiamo un pensiero e con la ripetizione di questo pensiero possiamo rendere nostro questo concetto, è quello che dicevo poc'anzi. Dunque cosa facciamo? Noi aggiungendo questa frase già all'altra, e perciò rafforzando anche il primo messaggio che abbiamo già cominciato a inserire nel nostro subconscio, aggiungiamo quest'altra parte imponendo al nostro subconscio di risvegliare il nostro censore interiore, vale a dire che automaticamente dovrà essere in grado di distinguere quelle che sono le cose positive per noi e quelle che non lo sono, e il nostro subconscio lo sa interpretare. Dunque gli diamo anche questo compito e nel tempo lo responsabilizzeremo sempre di più perché effettivamente è perfettamente in grado di fare questo e molto di più, è in grado di guidarci e di portarci esattamente dove è il progetto della nostra anima, dove che ci richiede di essere. Bene, dunque ricordatevi, aggiungete questo pezzo se già avete cominciato a fare la pratica della programmazione del subconscio, proseguite, se non l'avete fatto fatela, diventate padroni quantomeno dei vostri pensieri, non abbiate l'illusione che lo state diventando perché lo avete voluto voi, perché comunque era volere di Dio e della volontà dell'Altissimo che arrivaste a queste conoscenze. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato fino a qui. Vi rimando insomma al prossimo incontro, al prossimo appuntamento e alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegard.